Quando si parla di mutaforma che assumono sembianze di animali durante le notti di luna piena, ci viene spontaneo pensare ai lupi mannari. Tuttavia il folklore è ricco di figure che assumono l'aspetto di altre svariate bestie, anche quelle più incredibili, ed è proprio una tradizione italiana ad aver dato vita all'antico mito dell'Erchitu, ovvero il bue mannaro. L'Erchitu, detto anche bue muliace, è una creatura del folklore barbaricino. Secondo la tradizione popolare, un uomo colpito da un incantesimo o che ha commesso una grave colpa può essere costretto a tramutarsi durante le notti di plenilunio in un enorme bue bianco con corna d'acciaio. Il desolato bue muliace si aggirerà nottetempo fra le vie del paese, terrorizzando tutti con i suoi lamenti, mentre guida una processione di diavoli e creature infernali. La leggenda narra che tale mostro si fermerà a muggire di fronte alla porta di un uomo, chiamato il Sentenziado, condannandolo a morire entro l'anno. La tradizione continua dicendo che per recuperare le sembianze umane il bue mannaro dovrà girare su se stesso 3 volte, di fronte a 3 chiese o a 3 cimiteri. Per liberarlo dalla maledizione, invece, bisognerà recidere le sue corna d'acciaio. La figura del bue muliace si origina dal senso di giustizia inappagato. L'uomo condannato a tramutarsi in bue ed a farsi messaggero di morte è infatti colpevole di un grave delitto, rimasto però impunito, per via del quale sopraggiunge la giustizia divina. Quasi certamente questo mito sardo è nato in seno al paganesimo, traslato poi sotto connotati più cristiani. Troviamo diverse testimonianze di tale figura nei carnevali tradizionali, dove ricorre infatti la maschera del boe, scortato dai merdules, ovvero i diavoli. In tal caso il boe funge da capro espiatorio, immolato come vittima prescelta, il quale si fa carico di tutti i peccati della comunità che periscono con lui. Alcuni antropologi ritengono che tale maschera abbia un'origine molto macabra. È possibile, infatti, che in tempi remoti il boe fosse un prigioniero di guerra che veniva massacrato pubblicamente dalla comunità. Le sue urla di dolore erano però assorbite dal bavaglio, assomigliando quindi ai muggiti di un animale agonizzante.